una grande stagione anche quest'anno, grazie alla competenza, all'esperienza, alla sensibilità del direttore Walter Mramor, che naturalmente ringrazio, come ringrazio anche la Regione e la Fondazione per il loro contributo. 27 spettacoli, si passa dalla prosa, dal balletto, musica, eventi, spazio per giovani soprattutto, ma spazio anche per bambini. Una grande kermesse, ormai siamo stati viziati dal direttore Mramor, gli ultimi anni sempre in sold out. Finalmente già lo scorso anno eravamo usciti dal Covid, quest'anno è il trionfo del dopo Covid e perciò sarà una grande festa non soltanto per Gorizia ma per tutta la provincia. Nuova stagione per il Teatro Verdi di Gorizia, 27 spettacoli. Qual è il filo conduttore di quest'anno? Direi una stagione potente, grande qualità, una stagione che guarda al futuro senza dimenticare la nostra storia e il passato, anzi tradurlo con una voce contemporanea e interessare i giovani. L'anno scorso i giovani hanno seguito tantissimo la nostra stagione ed è un po' dedicata a loro, senza dimenticare ovviamente i nostri amatissimi abbonati. Una stagione di prosa con 8 titoli meravigliosi, classici, dalla Coscienza di Zeno con Haber all'Avaro di Molière con Ugo Di Ghero, per arrivare alla commedia contemporanea di Paolo Genovesi e Perfetti Sconosciuti, e anche il giallo meraviglioso di Agatha Christie, Testimone d'accusa, per poi passare al programma di musica e balletto con Wayne McGregor, la grande compagnia di danza che arriva da Londra, piuttosto che i Chicos Mambo che ci faranno divertire con Carmen, oppure Elio e le storie tese, una reunion, il nuovo spettacolo, mi manca un dente e sto ancora cercando di avvitarlo. E poi un percorso bello, dedicato al racconto, con la presenza di Vladimir Luxuria e uno spettacolo tenerissimo e disperato che si chiama Princesa, la storia di una trans brasiliana, piuttosto che Ambre Angiolini con il suo Oliva Denaro, ispirato alla storia di Franca Viola, che per prima rifiutò il matrimonio riparatore negli anni 60 in Sicilia. I grandi eventi, ancora un attimo: Chicago il musical, Sister Act il musical, Maurizio Battista che ci farà morire dal ridere, e il ritorno molto apprezzato e amato di Solenghi e Lopez con il loro ultimo show. Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti